Ben ritrovati amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Scusate se ieri sono mancato, ma purtroppo per fortuna stanno uscendo delle bellissime giornate e se non porto in giro la ragazza sono veramente cavoli amari. E quindi alla fine sono loro che comandano il mondo. Non a caso, anche sulla scacchiera, il pezzo più forte è proprio la donna. Ma basta, dopo questa introduzione andiamo a vedere questa partita che è stata la partita più veloce della storia degli scacchi, non in termini di durata, perché abbiamo già visto anche la partita di Carlsen contro Bill Gates che è durata 12 secondi, ma proprio come velocità di pezzi mossi. Metterò qualche frame del video originale in modo tale che potrete vedere. Carlsen gioca col bianco, il suo avversario col nero. Vediamo quali sono state le mosse giocate. E4, E5, cavallo C3. Apertura viennese si chiama questa. A dispetto di come si possa pensare, qui il bianco non ha intenzione di sviluppare poi l'altro cavallo in F3, ma ha intenzione di giocare una sorta, chiamiamolo così, di gambetto di re e poi di metterci il cavallo in F3. È una partita molto particolare, può prendere risvolti molto aggressivi e spesso il nero non è preparato su questo tipo di difesa. Infatti, subito dopo cavallo C6, F4, il nero rimane un po' a pensare, oddio che cosa bisogna fare. Che cosa decide di giocare? Il nero decide di catturare subito. Perché si cattura subito? Va bene anche la famosa D5 che è una sorta di controgambetto, può andare bene anche questa. Tuttavia questa mossa è la migliore poiché questo pedone controlla la casa G3 e si può subito giocare donna in H4 per dare scacco e creare seri problemi al re bianco. Qui il bianco gioca D4 e su D4 il nero non esce con la donna ma gioca G5, facendo una sorta appunto di continuazione del gambetto di re dove il nero spesso e volentieri gioca G5, ma la più forte era proprio giocare donna in H4 scacco. Ovviamente per ovvie ragioni non si poteva spingere il pedone, altrimenti era veramente una disfatta, c'era questa, si perdeva la torre o si faceva scacco, meglio perdere la torre. O semplicemente se non spinge il pedone il re si deve spostare e guarda un po' dove si sposta in E2 dove intralcia le diagonali di uscita della donna e dell'alfiere. È una posizione un po' infelice per il bianco. Vabbè, vediamo invece com'è andata la partita. G5 ha giocato il nero, H4, Carlsen è molto aggressivo anche perché ha pochi secondi sull'orologio e vuole cercare di terminare la partita il prima possibile anche con trucchetti. Alfiere G7, H per G5 e cavallo D4. È caduto il pedone centrale, cavallo F3, sviluppo del cavallo e il nero si ritira con cavallo in E6, minacciando il punto G5 sia col cavallo che con la donna. È il momento di Carlsen che gioca cavallo in D5, questo cavallo inizia a essere insidioso, non c'è nulla attualmente di minaccioso se non quello di poter ricatturare su F4. Il nero gioca cavallo E7 in precisione perché vedi che bel buco che si è venuto a formare. Prima senza questo cavallo la casa F6 è controllata dal cavallo e dalla donna. A seguito di questa mossa si è creato un buco in F6. Attenzione ragazzi a creare i buchi, poiché sono delle debolezze che il vostro avversario potrà sfruttare a suo piacimento. E infatti ora questa mossa viene veramente spontanea, cavallo F6, scacco, e ora il nero dà il proprio alfiere. E si pianta ora un fortissimo pedone in F6 che controlla la casa G7 e attacca il cavallo in E7. Il cavallo si sposta, va in G6 e ora E5 si sorreggono questi due pedoni che sono avanzati, sono molto forti. Tra l'altro veramente limita anche il re o il futuro arrocco corto, quindi veramente una mossa forte. D5, a questo punto la mossa più corretta sarebbe stata un alfiere D3, ma Carlsen forse appunto vuole giocare aggressivo, vuole uscire fuori dagli schemi, cattura tramite presa al varco. Se non conosci questo tipo di cattura, ci ho fatto un video così lo puoi rivedere. Donna di 6 e ora cambio di donne. A questo punto Carlsen dice ok, io semplifico il più possibile la situazione
e poi, visto che sono molto forte, vinco il finale. Alfiere di 2 con l'idea di fare l'arrocco lungo, alfiere di 7 con la stessa identica idea, arrocco lungo, arrocco lungo. Fermiamoci un attimo e guardiamo entrambi gli schieramenti. Secondo te, fra lo schieramento del bianco e lo schieramento del nero, quale è più sicuro e quale è più efficace? Senza dubbio quello del bianco, che ha i 3 pedoni dell'arrocco, tutte le loro posizioni, ma soprattutto una volta che questo alfiere si sarà tolto da qui e questo alfiere si toglierà da qui, la torre avrà la colonna aperta, semi-aperta, dove attaccherà sul pedone avversario. Mentre il nero, quando toglierà questo alfiere da qui, avrà solo compito difensivo la sua torre, quindi è sicuramente una posizione vantaggiosa per il bianco. Alfiere C3 per togliere questo alfiere, che allo stesso tempo sorregge il proprio pedone e libera la colonna alla torre, l'attacco alla torre. Alfiere C6 con l'idea di cambiarlo sul cavallo e dopo il cambio di pedone, questo pedone in F3 potrà essere preda di attacco da parte dei cavalli. Alfiere C4, sviluppando anche l'ultimo pezzo leggero dello schieramento del bianco, e alfiere per F3, G per F3. Adesso qui il nero, non so se lo fa volutamente questa mossa per creare una sorta di trabocchetto, probabilmente ha calcolato male. Il nero gioca torre in H, va in E8, lasciando libero e in presa questo pedone. Il bianco accetta di catturare questo pedone, però segue cavallo G5. Cavallo G5 attacca questo pedone, attacca la torre, difende questo punto. Tuttavia adesso c'è torre G7. Torre G7 forse è una mossa che non aveva visto il nero. Perché adesso il nero gioca torre F8. Perché semplicemente non poteva catturare con il cavallo questo pedone, andando poi a creare un pedone passato? Perché semplicemente c'è la presa in F7 con l'alfiere con minaccia doppia, e questa minaccia è molto forte. Quindi su torre G7, torre F8, e ancora una volta le due torri del nero hanno solo compito difensivo, mentre le torri del bianco sono offensive e gli alfieri, la coppia degli alfieri vicini, sono veramente micidiali. Altro che questi due cavalli. Alfiere per F7, bella questa per guadagnare un pedone, cavallo per F7, torre per G6. Ok, siamo in vantaggio di un pedone, questo pedone è passato e ha 2 case da diventare donna. Cavallo E5, alfiere, pedone. Ok, adesso Carlsen decide di non cambiare le torri, ma di tenerle per aumentare la pressione sui pedoni. Torre di 6, andando a aumentare le minacce su questo pedone, presa di pedone, cambio, cambio e torre 4. Ancora una volta abbiamo una torre attiva e una torre passiva. Adesso siamo entrati, ma in realtà lo eravamo già da un po', in un finale dove lo scopo quale sarà del bianco, dato che il bianco ha la maggioranza di 3 pedoni contro 2, sarà quella di spingere questi pedoni cercando poi di crearsi un pedone passato e andare a promozione. Questi 2 pedoni potranno rimanere tranquillamente così come sono. Ovviamente ti ricordo che nel finale il re è un pezzo attivo vero e proprio, quindi entrambi i giocatori cercheranno di portare il re al centro scacchiera, dove dal centro riescono a controllare il maggior numero di case. Tutte queste cose le abbiamo viste molto bene all'interno dell'Accademia con delle lezioni specifiche. Re di 7 gioca il nero, C4, ops, C4 la mossa giocata. Re di 6, Re C2, B6, qui stanno giocando velocissimi ragazzi. Re in C3, A5, A3 con l'idea di sostenere la spinta B4, Re C6, B4, cambio, cambio. Ok, ora siamo 2 pedoni contro 1, Re di 6. Ora Carlsen non gioca subito Re di 4, ma gioca B5. Il nero dice, oh, va che bella postazione che ho per il mio re, peccato che c'è lo scacco. Quindi devi togliere il re, che minaccia anche la torre, e adesso salgo col mio re, che tiene sia questa casa che difendo la torre.
Torre F7, qui stanno giocando velocissimi i giocatori. C5, oh, finalmente Carlsen ha ottenuto quello che voleva. Abbiamo eliminato i pedoni e ora si è creato il pedone passato. Torre D7 per cercare scacchi di scoperta, ma ora c'è la risorsa Torre D5. Scacco, infilata, la prossima si cambio le torri e vinco il finale. E infatti, Re in E6, torre per torre, Re. Oh! Qual è il piano di gioco adesso del bianco? Quello di spingere il pedone in B, in modo tale che questo Re vada a catturare questo pedone. Quando il Re sarà molto lontano dalla scacchiera, col mio Re catturo il suo pedone e poi porto a promozione il mio. Vediamo come viene eseguito questo piano. Re C5, il Re va a supportare il proprio pedone. Re C7, chiaro, il Re nero deve restare nei paraggi, altrimenti si va a promozione. Questa posizione qui purtroppo non può vincerla il Re col pedone, quindi ora il bianco decide di sacrificare il proprio pedone. È inutile adesso restare qui col Re, eccetera, eccetera, e temporeggiare, ma è ora di andare dall'altro pedone, quindi Re D5, cattura di pedone, Re N4, il Re si avvicina, Re per F4 e Re D6. Adesso essenzialmente il piano sarà molto semplice, sarà quello di portare il Re in sesta traversa, dopodiché una volta che il Re sarà in sesta traversa spingere il pedone a promozione. Anche nell'Accademia abbiamo parlato di questa regola del Re in sesta traversa. Re G5, Re in E7, attenzione, mossa molto bella. Re F5, il nero dice oh che figata, prendo l'opposizione con Re in F7, i due Re si guardano e hanno una casa in mezzo. Il vantaggio sembrerebbe del nero che ha appena preso l'opposizione, ma il bianco può perdere un tempo obbligando il Re nero a muoversi. E ora, se il Re nero va in G7, noi andiamo con Re in E6. Se il Re nero va in E7, così come è andato in partita, noi andiamo in G6 e poi spingiamo questo pedone. Il Re va in F8. Qui si poteva semplicemente spingere perché quando poi abbiamo il Re in sesta traversa praticamente la partita è già vinta. Carlsen si prende assolutamente la certezza di vincere questo finale. Re F6 prende l'opposizione, Re in E8, va addirittura in settima traversa col proprio Re. A questo punto il Re può fare da scudo completamente al pedone. Re in E7, F5, il Re non può entrare in questa casa, non può entrare in questa casa, Re D6, F6, Re in E5, F7, Re in E4 e promozione di donna. Qui la partita è ovviamente vinta per il bianco, se non fosse che qui gli scade il tempo a Carlsen, che ha giocato più veloce ma non è riuscito a vincere la partita. Perché non è riuscito? Appunto ha perso per il tempo proprio perché il suo avversario è stato molto bravo a giocare velocemente, quindi non dava la possibilità a Carlsen di pensare troppo e in più il suo avversario era molto forte. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi come sempre ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!